L'obiettivo di mandato è quello di contribuire ad elevare la qualità della vita dei propri cittadini e la proposta della stipula di un'assicurazione di comunità contro i furti, i danni da eventi meteo straordinari a un costo molto vantaggioso è per Palazzo Rosso un'iniziativa che mira al raggiungimento dello scopo. 100 euro all'anno complessivi, 2 opzioni, 35 per il furto, 65 per gli eventi calamitosi. La polizza potrà essere attivata dal broker che il comune ha individuato nella società MAG JLT che ha agenzia a Padova. Gli uffici del comune hanno individuato un broker e il contatto avviene direttamente dal cittadino con questo broker, che però assicurerà a queste cifre esclusivamente se raggiungerà almeno 200 polizze. E qui si è innescata immediatamente la bufera. Il Sindacato Nazionale degli Agenti Assicuratori di Belluno riferisce che la questione va approfondita perché il comune non si è rivolto ai professionisti della città, come è stato scelto questo broker, come può essere giudicata adeguata una proposta all'apparenza illusoria per i clienti che devono essere consapevoli che a costo contenuto corrisponde una garanzia limitata, chiede il presidente dello SNA Mirko Zandonella. Spiace, dice ancora, che il comune sia scivolato su questa cosa, magari inconsapevolmente. In passato altre amministrazioni si sono lanciate in iniziative simili che sono fallite per il recesso della compagnia assicurativa. Contro l'assicurazione di comunità, oggi il consigliere del gruppo misto Fabio Bristot ha annunciato un'interrogazione. L'iniziativa, dice, potrebbe essere lodevole, ma si presta a ricorsi praticamente certi, divisi i cittadini. Magari forse un po' di manutenzione, sì, lungo gli argini, lungo, diciamo, cioè accortezza, ecco, in questo senso sì. Più che l'assicurazione. Più che l'assicurazione, ecco. Potrebbe essere una cosa valida, diciamo. Credo che sia opportuno farla. Lei personalmente ha un'assicurazione contro i furti? No.